Matteo Zoppas, presidente di ICE, un Vinitaly segnato dai dazi, cosa accadrà al commercio del vino? Questo non si può sapere, anche perché insomma l'elasticità della domanda al prezzo con i dazi non è nota in questo momento. Sicuramente quando sono arrivati tutti gli imprenditori e tutti i buyers, gli operatori, c'era una posizione molto rigida, nel senso che chi aveva a carico il dazio a seconda di come veniva fatto il trasporto, se consegnato o se ex works, c'era una forte rigidità nel non voler compartire il dazio. Già ieri sera si sentiva che c'erano operatori che erano disposti a cedere, quindi a fare metà e metà, oppure un terzo, un terzo, un terzo. Ricordo che questa è una catena lunga, per cui ci sono molti soggetti nella catena distributiva. E speriamo che ognuno per la sua parte sia riuscito ad ottenere un buon risultato nella negoziazione dei dazi, e se non qua lo farà a breve, cercando anche di capire che cosa succederà con questi dazi. Importante valorizzare comunque sempre la filiera, il Vinitaly va in questa direzione, tutto il suo lavoro va in questa direzione. Questo diciamo dipende poi da caso a caso. Più il vino è pregiato, più ha creato una sua brand identity, più è difficile sostituirlo, e quindi più è facile negoziare per l'imprenditore, per l'impresa. Più ci si va verso la commodity, più il vino è sostituibile, più i margini sono bassi, più è difficile assorbire il dazio.